Prime reazioni alla decisione della giunta regionale di approvare le nuove schede ospedaliere che andranno a modificare significativamente l'offerta sanitaria veneta. A sorpresa però non arrivano dai comitati di cittadini, bensì dai direttori delle ULSS di Venezia e Milano, che stanno già pensando a come trasformare alcuni poli ospedalieri. Il direttore dell'ULSS 12, Giuseppe Dalben, già pensa infatti a come poter recuperare il taglio di posti letto imposto dalla Regione all'ospedale civile di Venezia, creando una struttura intermedia da allestire negli spazi dei mendicanti. Nulla di certo al momento, ma la proposta dovrà essere comunque predisposta e presentata entro i prossimi 90 giorni richiesti per dare attuazione alle nuove schede regionali. Decisamente meno ottimisti gli esponenti delle associazioni che attaccano sia l'ignavia del comune che le scelte regionali per i tagli perpetrati all'ospedale veneziano. Reazioni e proposte anche da Milano, dove il direttore dell'ULSS 13 Gino Gumirato ha già illustrato ai sindacati la proposta di trasformare gli spazi dell'ospedale di Noale, che perderà i posti letto per acuti, in un grande centro direzionale, allo scopo di risparmiare sugli affitti e di razionalizzare il lavoro dei dipendenti.